Per l'ingresso è obbligatorio l'utilizzo della mascherina, quello assolutamente sempre. da tempo. Giuseppe Magia, barbiere cagliaritano, adesso vi toccherà anche chiedere il Green Pass a ogni cliente. Beh, certo, come la legge prescrive, quindi siamo obbligati a chiedere questo Green Pass e molti non sono disposti a farsi il vaccino, quindi secondo me perderemo il lavoro di nuovo, perché così è, secondo me. Si parla di abusivismo. Certo, perché secondo me lavoreranno molto gli abusivi di nuovo perché la gente va a casa e è così, capito? E quindi non so cosa dire, già il lavoro è poco, non c'è nessuno in giro, e quindi Lei sarà obbligato a chiederlo, però basterà quello base, vale a dire anche un tampone dal costo di 15 euro è sufficiente per tagliarsi i capelli. E quindi cosa fa? Uno prende 15 euro per tagliarsi i capelli, altri 15 di tampone, un taglio di capelli gli costa 30 euro, poi chiama un abusivo di quelli che vanno a casa e li fa spendere 10 euro senza chiedergli niente, perché così la realtà è questa. Ancora una volta fanno sempre il gioco degli altri, della gente che non paga niente, quello è il problema. Lei dice, gli propone magari un taglio a 10 euro, lei lo propone a 15. Noi paghiamo 16 euro per i 16. capelli perché paghiamo le tasse e le spese ci sono, capito? Quindi quello è il problema. C'è delusione. Beh, certo, perché non lo so, se uno deve anche avere Green Pass anche per tagliarsi i capelli, stiamo arrivando proprio a livelli. Però la gente dovrebbe capire di farsi questo vaccino e risolverebbe il problema. Lei ovviamente chiederà il Green Pass a tutti. Per forza, certo. La paura della E poi la multa. paura della multa, 1500 euro di multa a quanto pare. Dai 600 ai 1500. In zona rossa lei poteva lavorare. All'inizio sì, poi non possiamo lavorare di nuovo in zona rossa. E ora Green Pass. Ora il Green Pass a tutti dal 20 di gennaio. C'è qualcuno a livello tra la sua clientela con cui ha avuto occasione già di parlare di questo nuovo provvedimento del Green Pass? No. Abbiamo riaperto oggi, quindi no. Ieri eravamo chiusi. Quindi rischio abusivismo. Secondo me sì, perché la gente se non è disposta a farsi il vaccino e dice ma devo andare a spendere 15 euro a farmi il tampone per andare a tagliarmi i capelli, chiama qualcuno e andranno sicuramente nelle case senza chiedere niente. Penso, almeno così. I parrucchieri dovranno controllare il Green Pass di tutti i clienti. Senza almeno un tampone negativo, vietato tagliare i capelli. Roberto Garau, prima di tutto, lei cosa ne pensa? Io penso che in questo momento particolare ci dobbiamo attenere a quello che ci dice l'ATS e soprattutto il nostro governo a livello nazionale. Quindi voi rispetterete le regole, qualche suo collega però dice ma a questo punto chi non è vaccinato o chi non vorrà farsi il tampone è una spesa comunque in più, non verrà da noi e potrebbero trionfare gli abusivi, insomma i parrucchieri anche improvvisati a casa. Allora, questa è una cosa che non dobbiamo parlarne adesso, magari se ne dovrà parlare in seguito. Però in questo momento che è un po' particolare, dove i contagi sono effettivamente troppo elevati, non possiamo che non seguire quelle che sono le disposizioni di legge. Cioè, possiamo anche non essere d'accordo su alcune cose, però penso che noi dobbiamo essere collaborativi nei confronti delle istituzioni, non metterci anche noi a fare certe cose che non sono consone e non conosciamo effettivamente. Voi appunto, è chiaro, le regole le rispetterete, quindi chiederete il Green Pass a tutti. Ovviamente il rischio comunque che qualcuno non venga più di perdere una fetta di clientela che dice se il taglio mi costa 15 euro e non ho il vaccino, devo spenderne poi 15 per il tampone, a quel punto la spesa si fa grossa, meglio restare a casa. No, io direi anche un'altra cosa, perché sarei anche del parere che il cliente possa
si suol dire, possa acquistare presso farmacie, roba del genere, dei tamponi e magari farlo al momento in cui entrano nei nostri locali. Cioè, Esatto, ma è pur sempre una spesa in più. lo so, ma qual è cioè magari abbassare il prezzo dei tamponi da parte dello Stato, cioè non è che, cioè, d'altronde i tamponi non costano poi così tanto alle farmacie per non poterli dare ai clienti o alle persone in questo dato momento, come si suol dire. Voi in zona rossa, almeno in un primo momento, avevate potuto comunque lavorare. No, In un primo momento no. sì, all'inizio sì. L'anno scorso era stata istituita la zona rossa, ma non abbiamo potuto lavorare come estetisti, ma abbiamo lavorato come parrucchieri. Esatto, e qua ti si parla di, di Ma parrucchieri. giusto a dicembre, il 31 di gennaio, poi ad aprile, quando è stata istituita la zona rossa, a noi ci hanno fatto chiudere per 22 giorni. Quindi lei dice, magari un modo per salvare Capricavoli può essere quello di abbassare il costo dei tamponi. Assolutamente è così, cioè se non si abbassano le cose per i tamponi, giustamente le persone che possono essere in un certo modo danneggiate possiamo essere noi, come possono essere i baristi o altre attività, cioè noi non è che dobbiamo fare gli sceriffi, noi laddove possiamo far rispettare le regole le faremo rispettare, però le istituzioni ci devono anche aiutare in modo che, come si suol dire, si possano fare queste cose qua in maniera abbastanza, cioè, non troppo esosa, per essere chiari.